vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Circolo Tevere Remo di Roma, quinta giornata del campionato di Serie C2 dopo il match rinviato contro la Lusitana. Torna in campo la Tevere Remo e ospita una Spes Poggio Fidoni, ancora a caccia del primo successo stagionale. Proprio il numero 6 a partire, parte Milani, una finta per Guancioli, pallone di ritorno per Milani, Castroni con il destro, mette al lato. Non il possesso, che rimane della Spes, Caloi si gira a sinistra per un compagno che si accentra, prova la conclusione e subito un miracolo da parte di Gallori. Rincorsa da parte di Masci, uno schema, la conclusione da parte di Castroni ed è proprio lui a portare in vantaggio la Tevere Remo, 1-0. Capitano della Spes Poggio Fidoni, rimessa tra le per la Tevere Remo, già battuta. Castroni con il destro, vicinissimo al 2-0. Darsela verso il centro, Graziani fa tutto da solo, Graziani al limite, Graziani la mette dentro, la palla che rimane lì e poi arriva il gol del pari della Spes Poggio Fidoni con Donati. Per il numero 9 rimane soltanto Signorelli in barriera. Parte Graziani, potente, una deviazione in calcio d'angolo. Vettore di gara che arriva in questo momento. La rincorsa da parte di Graziani, Gallori addirittura la blocca. Può spezzettare a 23esimo e 39 secondi del secondo tempo, 1-1 tra Tevere Remo e Spes Poggio Fidoni. La conclusione da parte di Castroni, di poco vicino al 2-1. Si muove Masci, pallone scodellato proprio per il numero 74 che calcia al volo con il sinistro, trova il muro della Spes. Ancora Castroni, che la scodella dentro per De Matteis che se le alza, De Matteis e poi Cecchettelli in calcio d'angolo. Dietro rimane Cerbino, parte Graziani, potente, c'è un tocco, gol è valido ed è il vantaggio della Spes Poggio Fidoni. Non c'è stato il tocco e quindi il gol non è valido. Graziani, pallone in verticale per Caloisi che non arriva, non c'è più tempo, finisce qui. Finisce 1-1 tra Tevere Remo e Spes Poggio Fidoni, un punto a testa, sale a 7 la Tevere Remo, a 3 la Spes. È una massa dei ridicoli.